Io sono arrivato e lei è stata immediatamente seduta, sia pure non avendo io l'intenzione, perché in realtà, a ben pensarci, quando il sindaco e illustre amico Bet, dal nome particolarmente tronco, quindi si può ricordare facilmente Bet, sembra più un acronimo, bellezza eterna tu, ecco, quello che dice, bellezza eterna tu, ha proposto al presidente dell'UNESCO di questo comparto di invitare me, aveva la possibilità di avere due reazioni. Io conosco bene i rappresentanti dell'UNESCO, ho una particolare antipatia per l'UNESCO nella sua identità internazionale, però so quanto vale l'UNESCO. La mia antipatia non serve pensando che io preferisco a un entro, cioè tutto quello che vorrebbero i luoghi è entrare nell'UNESCO, che poi non fa niente per loro, però già soltanto dire UNESCO è una parola magica. E quindi io manifesto la mia contrarietà sulla macchina UNESCO che costa una quantità di denari straordinari che non vanno ai singoli luoghi e però che i singoli luoghi traggono come beneficio di immagine. E quindi ha detto, io effettivamente volevo conoscere Sgarbi e l'occasione, questo è passato nella sua mente. Grazie a Bet, che non è che posso telefonare Sgarbi, invece Bet è riuscito, quindi da questo idillio che è nato deriva il fatto per esempio che lei non ama, me l'ha spiegato in alcun luogo, gli uomini che portano occhiali arancioni. Avevo detto io su questo proprio è vero. Prima o io anch'io l'ho detto subito questa cosa. Poi lei dice io non amo i sindaci che portano la fascia di Miss Italia. Mistero, ero già pronta a quello che perché questo è il dato. Voi mi chiederete, io non sono solo sindaco di Sud, il meraviglioso paese che sarà presso dell'UNESCO, perché io ho contribuito a far entrare dell'UNESCO Noto e Matera, per cui ho lavorato pur di contragenio con questa meravigliosa istituzione. E mi colpì molto, cosa che tu non sai probabilmente, alle origini, quando io non ero ancora nato, forse nel 1950, mio padre, che era un piccolo farmacista di un piccolo comune della bella Emilia, comprò una quantità enorme di libri con tutta la letteratura universale che si chiama BUR, probabilmente voi ne avete la Biblioteca Universale di Zoli. Colpiva molto mio padre e me in quegli anni, i tardi anni 50, che questa biblioteca, che contemplava tutti i libri, tutti i grandi russi, i grandi francesi, Balzac, Stendhal, avesse il patrocinio dell'UNESCO. Io sento UNESCO da quando ero bambino. UNESCO vuol dire una cosa altissima, sia pure al di là del fatto che non puoi pensarlo come un ministero che eroga finanziamenti, questo infatti eroga qualcos'altro, eroga considerazione, stima, eroga l'idea che ha detto e che subito contraddico il Presidente, che un luogo è unico. Non va bene. Non c'è niente di più comune che essere unici. Siamo tutti unici e siamo in gran parte una quantità di persone che non hanno nulla di particolare. È bello essere diversi. Adesso che la normalità è impossibile, quindi devo fare delle cose che rischierebbero di indicare una mia posizione piuttosto legata a tempi lontani. 30 anni fa, 20 anni fa, se Bagliana, che allora era un giovane, avesse visto una coppia di omosessuali, avrebbe detto io sono normale. Pensateci adesso, se voi di fronte a due omosessuali io sono normale, vi prendono per dei razzisti, perché la normalità è finita, non c'è più niente di normale, tutto è normale. Allora, se io presumo che il mio comportamento prevalente, determinato dalla storia, dalla tradizione, dalla famiglia, sia normale, indico che è anormale quello di chi non fa la stessa cosa. Lo potevo dire fino a 20 anni fa. Tant'è che il mondo omosessuale si connotava con una parola che io amo molto e che ho ripetuto, che era quella con cui si poteva autodefinire Pasolini, che è diversi, erano i diversi, ammesso che fossero per esempio di meno. Oggi sono molto di più gli omosessuali e gli eterosessuali, per cui siamo diversi noi. Quella diversità, quale che sia, è una connotazione di libertà, cioè ognuno è diverso, ognuno è unico e non c'è più la normalità. Allora, l'idea che voi abbiate un luogo unico è molto comune, è comune con il Chianti, è comune con le Langhe, è comune con l'Azerbaigian, è comune, ogni luogo è unico. Perché questa unicità diventa meritevole di segnalazione? Come tutte le unicità, siamo 7 miliardi di persone diverse, ognuno ha un'impronta digitale diversa, ognuno di noi meriterebbe quindi di essere unico. L'unicità è
in alcune cose che sono al di là della natura, l'impresa degli uomini, la capacità di rendere produttive queste colline, la loro predisposizione a essere coltivate. Il rapporto fra uomo e natura determina quello che si chiama opera d'arte. E cosa fa l'UNESCO, che lo faceva fino a poco tempo? Faceva di opere d'arte. Tu prendi un blocco di marmo da Carrara, dentro c'è il Davide di Michelangelo, occorre che tu lo tiri fuori. Da solo il blocco non merita di essere un bene dell'arte o un bene dell'UNESCO, interviene l'uomo, quindi l'insieme di natura e uomo rende un luogo particolarmente degno di attenzione. E infatti per i 56 beni o 57 quanti siano dell'UNESCO, non ricordando tra l'altro che siccome l'Italia ha paura del fascismo, anche qui dirò un'altra cosa apparentemente scorretta ma giusta, non ha pensato di inserire fra i beni, il patrimonio mondiale dell'UNESCO, la città di Asmara. Asmara è una città italiana, è città dell'UNESCO, grazie a un inglese, ma è una città italiana, quindi noi possiamo aggiungere ai 56 o quanti siano quel sito, che è un sito italiano, e senza quelle architetture non sarebbe diventato un sito dell'UNESCO. La sua diversità è essere una città italiana in Eritrea. D'altra parte, come voi sapete, il Conegliano e i suoi 29 comuni sono diventati sito dell'UNESCO in un luogo meraviglioso che è corto quasi come Beth, si chiama Baku, capitale dell'Azerbaijan, un luogo meraviglioso dove il presidente dell'UNESCO insieme a Zaia il 7 luglio dell'anno scorso determinato questa indicazione che indica una dinamica dell'UNESCO nell'allargare la determinazione dei luoghi d'arte in cui, per dirne uno assoluto dell'UNESCO, che è la città di Ferrara, ovvero la Piazza dei Miracoli di Pisa, impropriamente ti avvicini a delle forme di indicazione di bene universale, patrimonio dell'umanità, per dei beni immateriali. Fra questi ci poteva essere, se non ci fosse stata la Brambilla, anche il Palio di Siena. Ci sono per esempio le macchine da spalla, che sono quelle che molti conoscono di Viterbo, Santa Rosa, di Palmi, di Nola e di Sassari. Quelle sono tradizione popolare, religiosa, così insolita, vedere delle macchine su cui stanno appesi dei bambini o persone trasportano questa pesantissima macchina come quella di Viterbo. Bene immateriale che l'UNESCO, come ha fatto con le città creative, recentemente a Fabriano c'è stato un incontro dell'UNESCO per mettere insieme città creative, determinazioni che allargano il concetto di patrimonio, di opera d'arte, di singolo bene, di singola città, di mura, così come è avvenuto a Lucca, a Ferrara. E allora, per esempio, vi sono, è quello che mi irrita di più, luoghi, il Salento non è UNESCO, eppure è abbastanza unico anche quello, se vogliamo usare quella parola. Non è UNESCO la città di Viterbo, e quindi l'UNESCO ovviamente si trova di fronte. Oggi la Sardegna spiegherebbe essere tutta l'isola UNESCO, mentre è UNESCO soltanto per tutti i nuraghi di Barumini. Bellissima idea ovviamente, perché in mente cosa sono i nuraghi e come essi testimoniano una società, un'urbanistica più ancora che dei singoli movimenti. Ma improvvisamente, grazie a un uomo straordinario che ammirano anche quelli che non sono comunisti come tutti voi, credo che non sia nessuno che voterà, credo, se qualcuno lo fa per dispetto alla moglie, perché c'è una ragione politica per votare comunista, però un grande comunista che si chiama Carlo Petrini ha intuito nel rapporto col mondo contadino dei valori universali che ci sono nelle tradizioni, perfino nel folklore, che è sempre stato motivo di attenzione da parte delle istituzioni, con i musei. Le nostre solitudini si chiamano demo etnoantropologiche, oltre che storico-artistiche e architettoniche, quindi è un dato. Ma oltre il demo etnoantropologico, lui capì quella che noi possiamo chiamare, così come abbiamo detto in questo sconclusionato testo, poesia o arte della natura. In realtà ha capito qualcosa di più e ha inventato slow food e ha determinato attraverso la valorizzazione di tutti quei piccoli beni universali che si sono prodotti in piccole quantità, che non toglie loro ad essere universali, ha inventato le langhe e il roero, che sono il primo esempio di indicazione dell'UNESCO a un territorio, e ha fatto benissimo. Quando noi pensiamo al Colle dell'Infinito, anche questo meriterebbe di essere un bene dell'UNESCO, perché è diventato la poesia dei leopardi, ma tu vai lì e vedi le bellissime, uniche colline marchigiane, e vai nelle langhe e nel roero e ti rendi conto che lì la coltivazione della vite, i tartufi, la tradizione gastronomica, la tradizione contadina,
l'università che poi a Pollezzo ha fatto il nostro Petrini, hanno determinato una intelligente reazione dell'UNESCO che ha vincolato un'intera area. Arriviamo al 2018, io vengo raggiunto da telefonate dei giornali locali e mi dicono: ma lei cosa pensa della situazione come Ercole al Bivio dell'UNESCO che deve decidere se dare la propria indicazione per Giotto e gli Scrovegni e tutta la cultura del Trecento che deriva da Giotto, del Veneto, non solo del Veneto, Sesto Alleghe, a Padova e ovunque avevano lavorato questi pittori, e il Prosecco. Io devo dire, avrei voluto rispondere Giotto. Io ho detto, credo che non si possa mettere a confronto come in un ballottaggio, e in breve tempo sono diventate entrambe due aree UNESCO. Era giusto, non si poteva scegliere tra l'una che indicava la tradizione, per cui Giotto era un valore universale, e quella che è ritenuta il mondo contadino che appartiene al lavoro, alla povertà. E quindi mi viene in mente un'altra questione che riguarda delle persone. La persona che io probabilmente ho più amato, che mi ha più amato al mondo, che è mia madre, che riteneva il mondo contadino un mondo della colpa e della povertà, come un tempo si diceva normali, pensando di poterlo essere perché non eravamo omosessuali. Quella normalità oggi è pretermessa ed è impossibile. Così mia madre contrapponeva il mondo della cultura al mondo contadino, come tanti hanno fatto. Il mondo del contadino è un mondo di ignoranza, io andavo a scuola, ero evidentemente più benestante dei miei compagni di scuola, quindi mi vedevano come un corpo estraneo. Sono il primo che ha portato gli occhiali, mi chiamavano Uccialina, come se fosse quasi una condizione femminile portare gli occhiali, una forma di debolezza. Uccialina, venivano davanti alla cancellata di casa nostra che è davanti alla scuola e c'erano 3 o 4 ripetenti della stessa famiglia, io avevo 7, uno aveva 8, uno 9, uno 12, ripetevano l'infinito, le classi. Il più ripetente di tutti, che sembrava Ezechiele Lupo, già con la voce grossa e con la barba, veniva davanti al cacciatore e diceva Carogna! Io ero Carogna. Carogna era il primo insulto che ho sentito in una contrapposizione di classe, ma questo segnava anche una contrapposizione di uomini, per cui mia madre non ha voluto che io parlassi il dialetto. Nel Veneto questo non è accaduto perché a volte è una lingua, ma io non parlo il dialetto ferrarese perché mia madre diceva che la cultura fosse una cosa alta e invece il mondo contadino fosse il mondo dell'ignoranza. Era la mentalità di quegli anni. Mia madre era molto intelligente, mia zia, che era tanto intelligente, correggeva con lodi. Era talmente purista che aveva un'edizione del Pinocchio interfogliata, che vuol dire con delle pagine bianche, per correggere gli errori di grammatica di Collodi. Quindi erano delle pazze queste. Io sono stato educato a difendermi dal mondo, come faccio benissimo, e anche dalle malattie. Non c'era il coronavirus, c'era la poliomelite, c'era non so quali fossero le malattie, c'era la farmacia di casa attaccata alla casa, e io, siccome, come dimostra il Presidente, ho sempre amato dalle donne, quando entravo in farmacia vedevo baciato da tutte queste signore, avevano 2 anni, intanto mi baciavano, e mia madre diceva no, prendi la polmonite, prendi la poliomelite, e mi disinfettava con l'alcol. Io non bevo alcol perché l'alcol per me è mia madre che mi rompe i coglioni per disinfettarmi. Allora ho inventato un'altra cosa. Dal momento che mi voleva sempre far lavare le mani, come oggi ci indicano, io camminavo così, facevo così per non sporcarmi le mani. E quando arrivava lei con l'alcol, mani pulite, quindi ho inventato anche mani pulite dai 8 anni. Quindi ho vissuto una vita piena di ostacoli, di impicci. Mia madre era intelligentissima, ma io sapevo che nulla è più contrapposto alla cultura dell'agricoltura. La cultura è delle persone colte, l'agricoltura è delle persone ignoranti di un mondo peraltro produttivo molto importante. Quando è capitato che i due mondi, così come la parola normale ha rovesciato il suo senso, si sono trovati a sovrapporsi, più o meno con Petrini? Tant'è che voi avete presente qui, per me sindaco per la 3ª volta a Sutri, e non lo sapete anche pro sindaco di Urbino, aver fatto il sindaco prima di San Severo Marchi di Salemi, dove venne Zaia, ministro dell'agricoltura, per guardare le nostre vigne particolarmente uniche anche quelle. Nominai per la prima volta nella storia dell'amministrazione pubblica un assessore alla cultura e all'agricoltura, che è là dietro, quello che vedete. Quello è il mio assessore alla cultura, molto difficile come personaggio. Per esempio, quando riceveva i produttori di vino, stava dietro una tenda e vedeva come erano vestiti. Se avevano gli occhiali arancioni non li riceveva, aveva delle sue visioni. E però ha inteso, attraverso la visione teoretica di Petrini, che cultura e agricoltura non sono molti lontani, perché c'è cultura nell'agricoltura,
C'è il paesaggio che troviamo poi nei quadri di Piero della Francesca, vediamo i paesaggi toscani, qui vediamo i paesaggi di Tiziano, di Giorgione, quindi il nesso è strettissimo, non è soltanto un nesso emotivo, istintivo, è che la coltivazione della terra è una cultura profonda. L'UNESCO ci è arrivato attraverso la mediazione di Petrini, prima con Langhi e Romero e poi equiparando Giotto al Colle del Prosecco. Qual è il dato per cui l'UNESCO va guardata con attenzione, nonostante la mia pregiudiziale antipatia? Che i valori economici crescono, cioè una terra toccata, un monumento toccato dall'UNESCO ha, anche qui, voi avete capito bene, il Prosecco è diventato, e lo era già, non c'è nessuno di noi ha bisogno dell'UNESCO, un luogo è bello prima, è un vino è buono prima, ma l'UNESCO lo fa diventare qualcosa che appartiene all'umanità, per cui devi improvvisamente prendere atto di qualcosa che riguarda anche te. E questo vale anche per superare un tema istituzionale che sa bene il mio amico sindaco, che è il rapporto fra le sovrintendenze, i poteri statali, i controlli e l'esigenza di autonomia. L'antipatia di Renzi, ma anche di una parte della destra per le sovrintendenze, dipende dal fatto che tu vuoi fare una cosa e quelli te la bloccano. Te la bloccano con un principio che ha una sua logica, per cui esistono le sovrintendenze, e cioè che nulla è più pericoloso di un potere, di una capacità di decidere interessato e vicino. Cioè tu sei in un comune, c'è uno che vuole adottare una casa, c'è una finestra, c'è uno, e tu dialoghi con lui, c'è un oneri di urbanizzazione o altro, tendi a dirgli di sì. Interviene un potere lontano, dice no, perché quel bene non è solo tuo, neanche solo di chi lo possiede, quindi vi dico di no, ti incazzi, fai un conflitto, vai alla Corte Costituzionale. E però questo conflitto fra beni locali, fra federalismo, fra autonomismo e potere centrale si spegne quando arriva l'UNESCO. L'UNESCO a quel punto compone tutto. Se c'è un bene ancora, c'è un potere ancora più lontano, io penso a Noto, dove sicuramente quello che hanno dovuto rinunciare a fare di interventi che hanno distrutto molti paesi fuori dall'attenzione generale, anche delle sovrintendenze, senza controllo, con la complicità di sovrintendenti corrotti, della distruzione del paesaggio, le paleoliche, gli orrori dell'edilizia degli ultimi 50 anni, una quantità di cose che sono state fatte. Ma se un luogo diventa bene dell'UNESCO, il primo a volerlo mantenere integro è il sindaco o quello che ritiene quel patrimonio improvvisamente diventato giubilato, diventato qualcosa di più importante, perché il potere dell'UNESCO è un potere indifferente e lontanissimo, che non ha altro che considerazione di qualcosa che deve essere da tutti condivisa da un punto di vista molto remoto, e questo è il bene dell'UNESCO. In tutto questo, quando è intervenuto nel 2019 questo vincolo amatissimo, nessuno ha pensato che avrebbe avuto per costruire una casa, per fare un magazzino, per fare quello che normalmente in Sardegna è fastidioso, perché è onorato che il suo terreno, il suo territorio, il suo paese sia un bene dell'UNESCO, e questo lo rende particolarmente importante. L'altra parola che esorterei il Presidente a non usare più è la parola che si usa invece sempre, non so cosa voglia dire, è sostenibile, perché una cosa deve essere, la sostenibilità è una stronzata, cioè sostenibile vuol dire che tu devi pesare meno di 80 kg per essere in braccio a me, non lo so, dipende. Cioè sostenibile vuol dire che puoi arrivare fino a un certo punto, poi ti devi fermare, eppure c'è lo sviluppo sostenibile. La sostenibilità è un altro concetto che è dilagato in maniera assolutamente incontrollabile, per dire che devi trattenerti, che devi fare quello che va bene, e ancora peggio la parola ecosostenibile, cioè una serie di parolacce prive di poesia che vengono usate perché significano in origine qualcosa di buono, come filiera, una cagata che ha inventato qualcuno, come location, cioè invece di dire villa, palazzo, castello, rocca, tu vai in una villa e dici: ti piace questa location? No, non mi piace, mi fa schifo la parola location. E sostenibile appartiene a quel genere di parole che sono diventate quasi un codice per dire noi siamo prudenti, ma l'essere prudenti in questo caso dipende da un orgoglio, da una consapevolezza che tu sei in un luogo in cui tutto è stato fermato perché possa essere solo migliorato. Quindi qui l'UNESCO ha una funzione fondamentale, una specie di funzione etica che ci impedisce di alterare
luoghi immagino che siano bene dell'UNESCO, forse se non lo essere deve bene inserirlo anche Asolo, un luogo come Asolo è tale perché deve essere fermo nel tempo, e quell'essere fermo nel tempo presuppone che tu possa fare riparazioni, non